Leggeremo in Luca, capitolo 13, dal verso 10. Luca, capitolo 13, dal verso 10 fino al verso 17. Parleremo ancora di una donna, come domenica scorsa. Gloria al Signore. Luca, capitolo 13, dal verso 10 fino al verso 17. Dio sia lodato. Gesù stava insegnando di sabato in una sinagoga. Ecco una donna che da 18 anni aveva uno spirito che la rendeva inferma ed era tutta curva e assolutamente incapace di raddrizzarsi. Gesù, vedutala, la chiamò a sé e le disse: «Donna, tu sei liberata dalla tua infermità». Pose le mani su di lei e nello stesso momento ella fu raddrizzata e glorificava Dio. Ora il capo della sinagoga, indignato che Gesù avesse fatto una guarigione di sabato, disse alla folla: «Ci sono 6 giorni nei quali si deve lavorare. Venite dunque in quelli a farvi guarire, e non in giorno di sabato». Ma il Signore gli rispose: «Ipocriti, ciascuno di voi non scioglie di sabato il suo bue o il suo asino dalla mangiatoia per condurlo a bere? E questa, che è figlia di Abramo e che Satana aveva tenuto legata per ben 18 anni, non doveva essere sciolta da questo legame in giorno di sabato?» Mentre diceva queste cose, tutti i suoi avversari si vergognavano e la moltitudine si rallegrava di tutte le opere gloriose da lui compiute. Amen. Fin qui la lettura della parola del Signore, accomodatevi pure. Alleluia. La moltitudine si rallegrava di tutte le opere gloriose da lui compiute. E io desidero proprio questo, che ancora possiamo rallegrarci insieme per le opere che Cristo compie ancora oggi, perché Gesù è lo stesso, ieri, oggi ed in eterno, dice la sua parola, e noi crediamo alla sua parola, abbiamo questa fede, vero? Fin qui ci arriviamo, e vogliamo alimentare sempre di più questa fede. Dicevo, parleremo di questa donna in modo particolare, perché è una donna che rappresenta un po' quello che è l'umanità senza la grazia di Dio. Era una donna costretta a stare curva, piegata e assolutamente incapace di raddrizzarsi. Senza Cristo e l'intervento di Cristo nell'umanità, nella vita dell'uomo, senza l'intervento di Cristo nella mia vita, nella tua vita, anche noi eravamo incapaci di raddrizzarci. Senza Cristo la nostra vita era costretta a essere una vita piegata dal peccato, dal peso del peccato. Amen? Questa donna non prende nessuna iniziativa, non va da Gesù. È Gesù che va da lei. Amen? E così come è successo un po' nella nostra vita, nella storia dell'umanità. È Dio che è venuto a noi. Amen? È Dio che ha mandato il suo figliuolo affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. L'umanità era assolutamente incapace di andare a Dio. Nonostante la parola del Signore richiami, la parola forte di Dio di riprensione verso il suo popolo, il popolo di Dio è stato come paralizzato, spiritualmente parlando, incapace di andare verso Dio, di rivolgersi verso Dio. Ma il Dio ha tanto amato il mondo che è venuto Lui stesso. Amen. Ha mandato il suo figliolo, è Lui che si fa uomo
si cala ancora una volta, perché Dio non desidera perdere l'uomo, desidera salvare l'uomo. Gloria a Dio, possiamo dirlo. Amen. Grazie Signore. Alleluia, questa donna si trovava nella sinagoga, la chiesa. La sinagoga è la chiesa degli ebrei, ancora oggi si chiama sinagoga, è dove gli ebrei si riuniscono per leggere la Torah, la legge, per cantare, per innalzare il nome di Dio. Questo è il loro culto, e all'epoca si faceva la stessa cosa. Si andava nella sinagoga, il giorno stabilito era il sabato, per onorare la legge, ma qui il Signore dimostra, e non solo in questa occasione, ma in tante altre occasioni, che il Signore non guarda il giorno. Amen? Egli è superiore al giorno, egli è anche il Signore del sabato. L'uomo pone dei limiti, a volte utilizza le regole, le leggi che gli vengono date per limitare anche quello che è l'intervento di Dio. Ma Dio non ha mai desiderato dare delle leggi affinché l'uomo sia schiavo della legge. C'era il momento che l'uomo aveva bisogno di una legge, perché aveva bisogno di comprendere anche i limiti, oltre i quali non doveva oltrepassarli, ma al di là della legge, al di sopra della legge, c'è colui che ha adempiuto la legge, che è Cristo Gesù il Signore. Amen. E in Cristo Gesù c'è la grazia di Dio, dimostrazione piena della grazia di Dio. C'è questa donna che si trova nella sinagoga, nonostante la sua condizione di sofferenza. La scrittura ci rivela che da 18 anni aveva uno spirito che la rendeva inferma. Attenzione, non vogliamo dire che tutte le malattie sono spiriti demoniaci, ma a volte ci sono manifestazioni del nemico che costringono la persona ad avere una certa malattia, una certa sofferenza, e questo è il caso di questa donna. Da 18 anni soffriva, aveva uno spirito che la rendeva inferma, era tutta curva e assolutamente incapace di raddrizzarsi. Gesù, vedutala, Gesù vede. Amen. Amen. A volte sorgono i dubbi nella vita dell'uomo, nel cuore. Ma Signore, ma hai visto? Perché il Signore non vede? Il Signore vede. Come ha visto quella donna, vede ogni cosa. Vede ciò che c'è nel tuo cuore. Vede la cattiveria che c'è nel mondo. Vede tante cose che noi nascondiamo e non vogliamo farli vedere agli altri, e inconsciamente neanche vogliamo farli vedere a Lui, ma Lui le vede. Gesù ha visto quella donna, vedutala tra la folla, egli vede il bisogno. E in questa mattina sono certo che, anche se non siamo in tanti, non c'è una grande folla, il Signore sta guardando il tuo bisogno. Amen? Ci crediamo? Gloria al Signore. Quindi questa donna, incapace di raddrizzarsi, è in chiesa, il giorno di sabato. Gesù, vedutala, la chiamò a sé e gli parla: donna, tu sei liberata dalla tua infermità. Pone le mani su di lei e nello stesso momento ella fu raddrizzata e glorificava Dio. Gloria al Signore. Amen. Gesù, vedutala, ha chiamato quella donna. Gesù un giorno ha visto la mia vita e un giorno mi ha chiamato a sé. Mi ha chiamato e mi ha rivolto una chiamata a servirlo. Quello che è accaduto nella mia vita, in questa donna, è accaduto a ognuno di noi. Dal momento che abbiamo ricevuto questa chiamata, questa attenzione da parte di Cristo Gesù, ci siamo anche noi raddrizzati. Amen. Amen. Possiamo adesso innalzare il nostro sguardo al cielo. Amen? Amen. Che privilegio grande. E a volte non facciamo attenzione a questo privilegio che Dio ci ha dato. Prima eravamo incapaci
di poterci rivolgere a Dio. Ma dal momento che Dio ha fatto quest'opera meravigliosa di salvezza in ognuno di noi, adesso abbiamo la possibilità di alzare il nostro sguardo al cielo, di elevare la nostra preghiera a Dio. Amen? Abbiamo la possibilità di glorificare il nome del Signore. Perché ciò che ci rendeva curvi non c'è più. Amen? Ciò che ci costringeva a stare piegati su noi stessi e ci rendeva incapaci di raddrizzarci è sparito. Perché? Perché il Signore ci ha rivolto una santa chiamata. Ha posto le sue mani sulla nostra vita. Amen? Abbiamo creduto in quel sangue che Egli ha versato sulla croce per la nostra salvezza. Amen? Amen. Per tutto questo il Signore ha operato nella nostra vita, pose le mani su di lei e nello stesso momento ella fu raddrizzata e glorificava Dio. Amen? Amen. Quella donna non fece altro che dare gloria a Dio, fu grata al Signore. E io mi chiedo, ma noi siamo veramente grati al Signore per quello che Egli ha fatto nella nostra vita, ma lo abbiamo veramente compreso? Dio ci dia grazia di comprenderlo in un modo più profondo. Amen? Amen. Alleluia. Sapete, l'opera di Dio ha sempre un'opposizione. Nella sinagoga c'era chi, invece di glorificare Dio insieme a quella donna, che pare di capire frequentava la sinagoga, era assidua, quindi era conosciuta, sapevano del problema di quella donna da anni, e invece di ringraziare il Signore per quel miracolo, si sono opposti a quel miracolo, si sono opposti all'intervento del Signore. Oggi è sabato, ci sono 6 giorni nella settimana, oggi non si lavora, è il giorno del Signore. Come se per Gesù fosse un lavoro guarire. Gesù non veniva pagato. È stato ripagato in altro modo, con la croce. Ma non ha mai chiesto un soldo. Un denaro il Signore non l'ha mai chiesto e anche oggi non lo chiede. Noi non chiediamo soldi. Amen. Gloria al Signore. Però la visione dell'uomo è completamente distorta dalla visione spirituale di Dio. Il capo della sinagoga, indignato che Gesù avesse fatto una guarigione di sabato, disse alla folla: ci sono 6 giorni nei quali si deve lavorare, venite dunque in quelli a farvi guarire e non in giorno di sabato. Quell'uomo, il capo della sinagoga, se amava veramente Dio, doveva glorificare il Signore, doveva ringraziare il Signore e doveva invitare tutta la folla a ringraziare il Signore per quello che Gesù aveva fatto. Amen? E invece si oppone all'opera di salvezza del Signore. Ma il Signore prende ancora una volta l'iniziativa, risponde. Voglio dire grazie perché il Signore risponde. Quando il Signore risponde, disarma tutti. Ipocriti. Ciascuno di voi non scioglie di sabato il suo bue o il suo asino dalla mangiatoia per condurlo a bere? Anche se era sabato. Ognuno possedeva o un bue, un animale, una pecora. Era così l'economia del tempo. La società era quella. E non vai a far bere l'animale che ti produce guadagno perché è sabato. Ipocriti. E questa donna, che è figlia di Abramo, fa parte del popolo di Dio e che Satana aveva tenuto legata per ben 18 anni, non doveva essere sciolta da questo legame il giorno di sabato? Nessuno gli ha potuto rispondere. E mentre diceva queste cose, tutti i suoi avversari si vergognavano. Amen?
si vergognavano, perché il Signore mette in luce quella che è l'incoerenza dell'uomo. Alleluia. Mette in luce quelli che sono le mancanze dell'uomo. E voglio dire grazie, Signore, perché quando metti in luce le mie mancanze, mi dai la possibilità di poter imparare, rimediare, venire ai tuoi piedi, e con umiltà chiedere al Signore: rinnova e cambia il mio cuore, perdonami, Signore. E invece c'è quelli che invece non hanno questa forza di andare ai piedi del Signore perché pensano di essere perfetti, giusti, mancanti di nulla, di non avere difetti, guardano sempre i difetti degli altri, non i propri. Ma è possibile che gli altri hanno i difetti e ognuno di noi non abbiamo i difetti? Non guardiamo ai difetti degli altri, guardiamo piuttosto ai nostri difetti. E presentiamoci davanti al Signore, chiedendo in umiltà il perdono da parte sua. E di poter agire dentro di noi per fare in modo che il nostro modo di fare, di relazionarci, di essere in mezzo agli altri sia di luce, non per la nostra gloria, ma per la sua gloria. Amen. Gloria al Signore. Mentre diceva queste cose, tutti i suoi avversari si vergognavano. Però la moltitudine si rallegrava per le opere gloriose che lui aveva compiuto. Amen. E noi questo dobbiamo fare. Dobbiamo vergognarci da un certo punto di vista, quando siamo alla sua presenza, ma dobbiamo anche rallegrarci. Amen. Alleluia, perché il Signore opera e vuole ancora oggi operare meraviglie nella vita di ognuno. Gloria al Signore. La realtà è una, sapete? A volte l'uomo non accetta l'aiuto del Signore. E non capisco il perché a volte. Nonostante si comprenda la propria situazione, nonostante si è consapevoli della propria incapacità, quando gli viene offerto a qualcuno l'aiuto del Signore, questo aiuto viene rifiutato. Io non capisco il motivo, ma so che Dio può sciogliere ogni cuore. Amen. Amen. Gloria al Signore. Il Signore non vuole fermarsi di operare, nonostante sapeva che avrebbe avuto l'opposizione del capo della sinagoga, dei molti che erano contro di lui. Il Signore continuava lo stesso a operare miracoli e a fare del bene. Sapeva il bisogno che c'era. E io sono certo che il Signore ancora oggi sa il bisogno che c'è nella nostra società. Amen. Nella nostra vita, nelle nostre famiglie. Lasciamo operare il Signore. Amen. Amen. Gloria a Dio. Non fermiamo l'opera di Dio con l'incredulità, con i ma, con le domande alle quali non riusciremo mai a trovare delle risposte, ma vogliamo solamente per fede dire al Signore: opera, Signore, io ho bisogno di te. Tu vedi lo stato mio di necessità. Sono qui nella tua casa, in questa mattina, per ricevere da te quello di cui io ho di bisogno. Sto parlando di questa mattina, perché il Signore anche in questa mattina può operare. Amen? Amen. Io non conosco il tuo bisogno in modo specifico, forse c'è un peso dentro di te che fa in modo che ti senti schiacciata, schiacciato, appesantito. Ma come il Signore ha visto quella donna, in questa mattina il Signore può vedere anche la tua situazione. E quando ci alzeremo in preghiera per ringraziare il Signore, crediamo che Gesù può raddrizzarci. Amen? Amen. Ma fratello, siamo stati salvati, quindi ma l'opera di salvezza nella tua vita avvenuta anni fa è stata meravigliosa, però da anni fa fino ad oggi forse qualcosa è cambiato.
ma non per demerito di Dio, perché a volte noi siamo incapaci di essere fedeli alla chiamata ricevuta. E allora cosa fare? Siamo qui o no? Siamo qui nella casa del Signore? È una sinagoga? No. È la nostra comunità, dove ci raduniamo. Ma quando ci raduniamo c'è la presenza del Signore. Amen? Amen. E questa mattina dobbiamo credere che Gesù è in mezzo a noi. Perché ci siamo radunati nel nome di Gesù. E quando siamo nella casa del Signore, tutto è possibile. Quando c'è la presenza di Dio, tutto è possibile, può accadere di tutto. Amen. Ma dipende da te cosa ti aspetti. O no? Dipende da te, a cosa vuoi. Quella donna si trovava nel posto giusto al momento giusto. Non era altrove, era nella sinagoga, dove si lodava il Signore, dove si innalzava il nome del Dio. E tu dove sei questa mattina? Io credo di essere nel luogo giusto. Amen. Perché qui innalziamo il nome di Dio. Amen. E il momento è giusto e dipende dal tuo cuore se è aperto. Se il tuo cuore è aperto, allora il momento è propizio, è giusto, affinché il Signore vede e ti chiama e ti raddrizza di nuovo. Amen. Amen. Ma prima di ogni cosa vogliamo dire perdonaci, Signore, se il nostro agire, le nostre scelte hanno fatto in modo che ci piegassimo nuovamente al peccato. Il sangue di Gesù ancora oggi è potente a salvarci, amen, a purificarci. Amen. E ancora oggi il Signore Gesù è potente a raddrizzarti, a fare in modo che ancora una volta tu possa essere dritta e poter alzare il tuo sguardo, la tua preghiera, la tua adorazione a colui che è degno di ogni lode. Amen. Vogliamo alzarci in piedi. Gloria al Signore.